Se uno si presenta con tanta passione, con 1 euro, io gli cedo la mia attività. 1 euro per non cancellare oltre 40 anni di attività. È la storia di Francesco Zanatta, l'uomo dei motori elettrici. Chiudo per raggiunti i limiti di età e quindi io avrei piacere che prendessi in mano qualcuno, ma non trovo ricambio generazionale. I miei figli hanno preso un'altra strada e non trovo nessuno che mi porta avanti. Francesco è disposto a tutto pur di non veder scomparire il suo mestiere. Posso solamente dare un aiuto a chi vuole prendere in mano questa attività e eventualmente continuare col mio appoggio a fianco. Perché qui tra rame, avvolgimenti e motori elettrici l'esperienza è tutto. Giovani è un po' troppo, c'è un po' troppo da pensare, da ragionare, c'è un vasto campo perché l'elettromeccanica dipende dall'avvolgimento, dall'elettronica, dalla meccanica, c'è un po' troppe cose, è difficile gestire queste cose, ci vogliono anni e chi poi impara, come è già successo nel mio caso, si aprono loro a sua volta l'attività, con orgoglio anche. Un lavoro ecologico perché recupera invece di smaltire, ma soprattutto un lavoro remunerativo. È un peccato perché il lavoro non manca e sicuramente più di qualche famiglia può vivere in questa situazione, in questo ambiente. Francesco si è dato 6 mesi prima di abbassare definitivamente la bandiera del Veneto lungo la tangenziale di Silea. Tutti mi dicono Francesco non mollare, ma scherzi, non fare questo, ma dove andiamo? Ma gente anche da persone, imprenditori da 80 anni che mi dice questo, ma io ne ho 10 meno, ma non vorrei arrivare troppo in là.